Un cordiale saluto ai nostri radioascoltatori e ben ritrovati con la nostra rubrica settimanale Ponte Radio, come sempre in onda sulle frequenze di Radio Colbe. Io sono Roberto e vicino a me c'è, come sempre, immancabilmente la signora Manola. La signora Manola, esatto. Ciao Roberto. Benvenuta, ben ritrovata. Grazie, signora Manola. Bentornato Roberto. E abbiamo anche questa volta l'onore di avere un ospite e diciamo che la prima parte di questa puntata si collega con la seconda parte, perché parliamo subito di un evento, di un bellissimo evento che noi come sempre siamo contenti di promuovere quando ci sono delle iniziative belle che meritano nella nostra città. Perché Rovigo non è noiosa. No, proprio guarda, questa mattina al bar ho trovato un amico di vecchia data e mi ha detto: a Rovigo adesso avete il problema che fate tantissime cose e c'è l'imbarazzo della scelta. Ma andiamo subito a parlare di questo evento che è Rovigo Cosplay and Nerd. Giusto? E ne parliamo, ho cercato di pronunciarlo meglio possibile e abbiamo con noi niente meno che il direttore artistico di questa manifestazione ed è Gianluca Masiero. Benvenuto Gianluca. E un grazie a tutte voi ed è un piacere essere qui a Radio Colbe Rovigo. Grazie. Ecco, Manola, vuoi iniziare tu? Ci porta così subito a questo evento che è molto colorato, forse nuovo anche per Rovigo, che sarà il 10 e l'11 di giugno e si parla appunto di cosplay, nerd and comics. Che cos'è un comics? Allora, iniziamo col dire che la parola comics identifica fondamentalmente il fumetto. Per cui Rovigo ha la sua tradizione con il Rovigo Comics, sì, che ha un evento a tema fumetti che nell'ultimo periodo non abbiamo visto ancora in sella, sì, speriamo esatto. Torni in sella per animare certamente la parte centrale di Rovigo, e io sono stato incaricato invece di fare un evento diverso che trae certamente le origini dalla parte comics, ma si sviluppa in quella che è la parte nerd. Ecco. Quindi è un evento non comics, ma un evento convention dove tantissime realtà coesistono nello stesso luogo. Bello. E ricordiamo che sarà il 10, ma dopo ce lo spiegherà meglio Gianluca, il 10 e l'11 giugno nella zona Censer, zona fiere di Rovigo. Ecco, i nerd che noi sentiamo spesso nominare, in realtà chi sono? Come li definiresti? Ma noi abbiamo una bella tradizione, quella che conosciamo, il nerd che viene dagli anni 60-70, di origine statunitense, quello con gli occhiali grossi, un po' sfigato, che pensa solo forse a studiare o cose cervellotiche. Ne è passata tanta di acqua sotto i ponti. Oggi nerd, chi è il nerd? Beh, siamo un po' tutti nerd fondamentalmente, perché ci occupiamo in maniera maniacale di cose che ci fanno divertire. Anzitutto. Okay. È proprio questa la definizione, l'ossessione e per le passioni che possono passare dalla filmografia piuttosto che ai giochi di ruolo, piuttosto che al cosplay, che piuttosto che a qualsiasi altra cosa che ci piace. Ecco, anche il mondo del fumetto è entrato a far parte del mondo nerd in questo momento storico. In qualche modo, ecco, come diceva Gianluca, lo sono anch'io, perché mia moglie dice, ogni tanto mi dice sei nel tuo mondo e quindi per me è la radio. Mi rendo conto. Io dico sempre che per me l'ossessione è la radio. Per me è la radio, la fotografia, insomma, quindi ne abbiamo più di una in realtà noi. Ma cosa fanno questi cosplayer? Come si muovono? In branchi? I cosplayer sono anzitutto coloro che animano il mondo del cosplay, ovvero il entrare nel personaggio. Bello. Quale personaggio? Può essere un personaggio dei cartoni animati, può essere un personaggio dei fumetti, ma può spaziare anche in personaggi dei videogiochi o di film o di qualsiasi cosa che possa essere a tema fantasy. Quindi si veste con i vestiti, esatto, però dire che si veste è un po' riduttivo. Si veste nel senso è la parte finale, nel senso che il cosplayer tendenzialmente si crea l'abito, crea la parte sartoriale, la parte con il foam, quindi le materie plastiche per le corazze piuttosto che alcuni pezzi del proprio vestito,
e poi infine interpreta la parte, è un attore, perché è un'altra un cosa. attore. Esatto, assolutamente. C'è tutta un'artigianalità legata anche alla costruzione degli abiti. So anche che ci sono veramente un sacco di imprese, cioè di aziende che vendono proprio i materiali per fare queste cose. Ci sono quelli che vendono i materiali grezzi, ma ci sono tantissimi nel mondo ormai sartoriale che si dedicano di fatto a confezionare abiti. Quindi ci come sono questo. delle sartorie che fanno proprio abiti. Sì, wow. Notare che diciamo così, c'è un altro filone che è il filone steampunk, ad esempio, sì. dove diciamo così i personaggi si ispirano ai racconti di Jules Verne, Wow. Adesso ho capito. Esatto, Avevo avuto la macchina a vapore, sì, tutto sì, quanto, belli. e hanno dei vestiti che sono strepitosi, sono belli tutti, ma Costosissimi. e costosissimi Certo. perché è difficile confezionarli. Che meraviglia. Ecco, innanzitutto perché avete scelto di fare questo evento a Rovigo e chi sono gli organizzatori anche, ti chiedo. Sì, allora, perché a Rovigo? Ma perché a Rovigo mancava questo evento? Perché Rovigo è una piazza particolare, siamo abituati, dico siamo perché mi sento anch'io ormai rodigino anche se acquisito, e siamo abituati alla nostra tradizione comics e la dobbiamo allargare agli eventi, ai grandi eventi che troviamo in altre province italiane. Certo. Non confondiamo, il Luca Comics è certamente la madre di tutti gli eventi, ma noi abbiamo un filone di tipologie di convention dove, ripeto, coesistono tantissime aree tematiche all'interno che si possono usufruire. In particolare mi occupo della direzione artistica e di tutta quella parte che è legata al mondo dell'arte all'interno dell'evento del Rovigo Cosplay and Nerd. Wow. Ma ci racconti che cosa troveremo in fiera sabato e domenica? Certo. Allora, Oltre a un sacco di gente vestita Sabato 10 e domenica sabato, 11. sì, sabato 10 e domenica 11. Ecco, l'evento giugno. non è solo per chi si veste, l'evento è proprio per È per tutti, tutti. perché è pop, assolutamente Bello. popolare. E ci saranno varie aree che possono essere visitate e tutte le aree sono comprese nel biglietto, quindi sono gratuite. Ad esempio, la prima area che mi viene in mente è l'area retro game, quindi facciamo un passo all'indietro, anni 80, quando inserivamo le 200 lire C'eravamo noi negli anni 80. nei cabinati. Eravamo piccoli, però Benissimo, c'eravamo. c'è tutta la sfilza dei cabinati con i giochi di una volta e le console dove poter giocare con i retro game. Va là, che meraviglia. Poi abbiamo l'area giochi di ruolo, quindi ci sono anche associazioni rodigine coinvolte in questo Bene. senso, dove si potrà sedere al tavolo e o si è già esperti o si può provare. Si può imparare, provare lì, cioè provare provare a assolutamente imparare. a giocare ai giochi di ruolo. Sono quei giochi un po' particolari perché intanto partiamo dal senso di dadi. I dadi non hanno 6 facce, ne hanno un po' di più, però è tutto da scoprire, andare lì e provare questo tipo urca. di emozione particolare. Ha sorpreso anche noi. Ho sempre saputo che fossero 6. No, Gianluca ha detto di no, quindi Allora un motivo in più per andare a scoprirlo. Perché noi lo giocavamo a risico, no? Con risico avevamo i dadi normali, qui è un po'... si è un po' wow, evoluto. c'è un po' di magia, non so perché mi hai dato quella sensazione lì, Assolutamente. un po' magico. E un'area che è molto particolare è l'area dei gumplatori. Abbiamo una collaborazione con Gumpla Builders Veneto. Sarà una grande area di 16 persone che, appassionate di modellismo, aiuteranno a costruire e far colorare dei piccoli modellini ispirati ad esempio al Gundam. Ecco, e questo quindi- sì, me lo ricordo perché C'è anche gente. sì, è proprio Gundam è un personaggio di spicco perché addirittura in Giappone c'è proprio una venerazione per questo, è stato costruito uno ad altezza di 20 metri, giusto? Ma lì di solito costruiscono tutti i personaggi. A grandi dimensioni. Però il Gundam sì. ha un fascino particolare, una storia particolare. Assolutamente. E un'altra area che abbiamo la fortuna di poter ospitare è anche un po' innovativa, è l'area futuristica che verrà costruita da Mondi Futuri. Mondi Futuri è una realtà, sono degli studios
e hanno ricreato quello che era il tunnel del film 2001 Odissea nello spazio, quello tutto a LED. Cioè, ci dobbiamo andare verrà messo anche poi in una maniera un po' particolare, diversa dal solito, perché ognuno possa prendere e possa omaggiarsi di poter essere entrato in un mondo del futuro, cioè, sostanzialmente. Per noi di quegli anni è come tornare indietro di 25 anni, godersi di nuovo gli anni 90, insomma, dai, visto che sono tornati di gran moda. Ecco, poi ci saranno comunque un'area di autoproduttori di giochi da tavolo, quindi il gioco da tavolo, e l'inventore illustrerà direttamente sul posto quelle che sono le specificità del gioco che ha inventato, e di solito vivono sempre di un canale non ufficiale, certo, di grande distribuzione, ma viene distribuito chiaramente sul posto. La prova è certamente gratuita, dopo se piace ognuno se lo può anche acquistare liberamente. Che bello. E un'altra area, perché dopo non voglio tediarvi troppo. No, ma raccontaci così. Avremo la fortuna di ospitare 3 artisti. Allora, Roberto Mazzeo in arte Easy Pop, Arte Z Studio con Davide Zanella e la Claudio Onisto. Questi sono i 3 artisti che faranno un piccolo showroom all'interno del padiglione fieristico. In particolare Easy Pop è un artista classico che però utilizza nelle proprie opere l'ispirazione da personaggi di cartoni animati, fumetti e quant'altro, quindi sarà un po' particolare vedere la Pietà di Michelangelo in una versione totalmente innovativa e diversa da come siamo abituati a vederla, o cose di questo tipo. Ecco, Arte Z Studio detiene la possibilità di replicare ufficialmente il Lupin III in Italia. Wow. E Claudio Onisto è un artista che si è spinta in un mondo che è il mondo geek. Un sacco di cose impariamo oggi. Il mondo diciamo che il mondo geek sostanzialmente, ecco, è gli appassionati nerd che si occupano di cose tecnologicamente evolute e avanzate. A mo' di intelligenza artificiale? Chi lo sa? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Sarà un sacco di cose da fare. E poi mi pare ci sia una self area. Allora, ci sono andiamo orgogliosi di avere creato attraverso la coordinamento, di Enrico Simonato, un'area che ospita artisti che sono già affermati nel mondo del fumetto, dell'arte in generale, che riguarda il settore chiaramente del comics, e la self area dove sostanzialmente sono anch'essi artisti, ma sono un passo prima di essere affermati. Ok, ecco. Un work in progress. Bravissima. Comunque è un'area che profuma di arte, assolutamente. Delle novità che arrivano, cioè quello che potrebbe arrivare, ecco, sul mercato. Certo, assolutamente. Che bello. Sì. Ma ci saranno esibizioni o gare in queste 2 giornate? Ma ce ne saranno anche tante, ce ne saranno. Noi abbiamo la fortuna di avere, intanto, per quanto riguarda i cosplayer, abbiamo gli Epicos, che sono il gruppo di spicco italiano per la realizzazione di questo tipo di contest, quindi di gara, e realizzeranno sia il sabato che la domenica la gara, il contest dei cosplayer. E Keyboard Jungle è una realtà K-pop che porterà sia le gare sia le selezioni per le gare italiane dei solisti K-pop, quindi parliamo di canto e ballo di musica coreana, ispirato alla musica coreana, e poi ci sarà comunque una parte dedicata anche alla conoscenza del mondo Japan. Incredibile, di tutto veramente. Ma veramente c'è un sacco di possibilità in quel weekend.
Ecco, una domanda sicuramente che si faranno i più piccoli, se ci saranno anche le sigle dei cartoni animati. Dice Luca, no. Ma stiamo scherzando? Non sarebbe un evento che se non possiamo cantare. Me lo sono domandata anch'io, ci sono dei veri appassionati di sigle di cartoni animati, cioè gente che gira in macchina con le... Cosa vorresti dire di quelli che girano in macchina? Non mi permetterei mai. Sì, posso spoilerare tranquillamente che domani usciranno diciamo così il palinsesto ufficiale, e sia il sabato che la domenica si concluderanno le giornate alle ore dalle 18 alle 19 con la live di Mr. Cartoon, che andrà a cantare quelle che sono le canzoni del passato, le attuali e anche qualche novità. Insomma, vediamo. Ma c'è musica, c'è arte, manca solo il ballo. Del ballo non abbiamo parlato, però ci sono anche balleranno. Ci saranno delle esibizioni di alcuni gruppi crew di K-pop. Vedi? Sia il sabato che la domenica. È tutto tondo sto assolutamente evento. Sì. Diciamo che è un classico evento dove si può entrare tranquillamente la mattina e uscirne la sera per provare tutto. Chiaramente dopo magari, e si può, se mi posso agganciare, si può mangiare all'interno, perché noi abbiamo realizzato dei food, cioè abbiamo portato dei food truck che portano del cibo anche diverso dal solito, quindi abbiamo anche giapponese, thailandese, insomma assolutamente calato nell'evento. Assolutamente sì, quindi non ci sono problemi, ci sono i posti per sedersi, c'è tutta la possibilità per stare all'interno. Lo ricordiamo che al Censer nei padiglioni, 2 padiglioni saranno coinvolti da questo evento, che è il B e il sì, esatto, quindi insomma c'è spazio per muoversi. Assolutamente. Ci hai detto che ci sono delle associazioni lodigine coinvolte. Sì, c'è stato un richiamo forte dell'evento che ha portato a mettersi in campo anche una serie di associazioni. Che bello. Ne ricordo alcune, la Rosa di Venti, i Gumpla Rovigo, piuttosto che l'Odissea, l'LGBT, sono tutte associazioni che concorreranno a fare grande questo evento. Quindi c'è stato un bel coordinamento. Sì, ma ce ne sono anche altre che in questo momento adesso magari non riesco in questo momento a ricordarmi, ma c'è una bella sfilza di associazioni. Che bello, vedi che... Ecco, ricordiamo a chi sono gli interessati, a chi è rivolto in particolare questi eventi, sicuramente gli appassionati, ma penso anche i non appassionati, no? Giusto? E come si possono anche acquistare i biglietti, ecco gli orari anche di... allora, sabato 10, domenica 11 giugno, dalle 10 alle 19 entrambi i giorni. Biglietti si acquistano solo online, quindi si può andare su Facebook, sulle nostre pagine Cosplay and Nerd, e ci sono tutti i link per farlo. E anche la scelta del biglietto online è in linea con tutti gli eventi di questo tipo al di fuori di Rovigo, quindi qualcuno all'inizio è stato un po' recalcitrante, dire ma come mai non posso, perché questo evento è un evento molto smart e bisogna portare avanti sicuramente un concetto, anche perché siamo abituati tutti a comprare le cose online, quindi ormai oggi è un po' difficile. Vuoi che proprio oggi col Cosplay Nerd ti dice no, non lo voglio più acquistare, il biglietto online. Assolutamente. E a chi è rivolto? È veramente rivolto a tutti. Tra l'altro è stato anche deciso di fare un prezzo privilegiato per i ragazzi più giovani, quindi i genitori che possono accompagnare hanno uno sconto per i ragazzi. Fino ai 6 anni l'entrata è gratuita, ma è proprio per i contenuti, è per tutti. Non abbiamo nominato anche l'area Lego, per esempio, con Delta Bricktown, che ha organizzato tutta una bella esposizione di mock, quindi My Own Creation, che sono tutte quelle belle opere che vengono fatte. Tante cose, Gianluca, che è impossibile quasi ricordarsene tutte. D'obbligo il vietato mancare. Esatto. Bello. Ecco, e fra l'altro ho visto che state promuovendo in questi giorni con dei bellissimi video anche su Instagram, no? Proprio realizzati in maniera molto bella, ecco, ne ho visto. Ma quello lì in particolare che tu hai visto, il video presentazione, è stato proprio
un video che ha voluto dare un colpo di shock perché è stato realizzato proprio da Mondi Futuri insieme alla presentatrice ufficiale dell'evento. Però è assolutamente un video televisivo, quindi a tutti gli effetti, quindi diamo un colpo di mano e cerchiamo di portarci in una dimensione nuova anche con queste cose. Bene, grazie per questa bella presentazione dettagliata. Noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Noi due già verremo. Esatto. E praticamente insomma, ti auguriamo, come dicevo, un grosso in bocca al lupo per questa manifestazione e invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a partecipare a Rovigo Cosplay and Nerd 10 e 11 giugno a Rovigo Fiere, al Censer, zona fiera di Rovigo. Ok, e noi facciamo una pausa. Gianluca, ti salutiamo e facciamo una pausa con i nostri radioascoltatori. Ci troviamo qua per la seconda parte del programma. È stato un piacere, grazie, e vi aspetto. Certo, grazie Gianluca. Grazie. Ed eccoci qua con la seconda parte di questa puntata. Allora, abbiamo ascoltato questa canzone che ci ha proposto Gianluca Masiero, che ci ha riportato un po' ai tempi, no, dei nostri cartoni animati, gioventù, della nostra ma che infanzia. E bello. E lo ricordiamo, dai, per chi sei sintonizzato in questo momento. Esatto, abbiamo avuto con noi Gianluca Masiero, che è direttore artistico di Rovigo Comics Cosplay and Nerd, esatto, e che praticamente si terrà il 10 e l'11 giugno al Censer. 2 padiglioni accoglieranno questa bella manifestazione, appunto, di Cosplay and Nerd, e saranno il padiglione B e il padiglione E. E poi, se volete seguire per prendere i biglietti, perché ci raccontava Gianluca che i biglietti saranno acquistabili solo online, www.cosplayandnerd.it, che è il sito ovviamente di questo evento, e poi ci sono le pagine Facebook e Instagram e anche TikTok, ho visto sul sito, e quindi ci si può connettere ovviamente con i social. E poi iniziamo con gli eventi, vero Roberto? Ce ne sono veramente una marea. Ma questo è proprio il weekend. Questo è il weekend proprio dedicato. No, perché sono andato apposta in libreria a cercare il programma. Il Festival Arancione della nostra città. La nostra città è pronta per colorarsi in arancione dopo essersi colorata di rosso e blu. Esatto. Per la vittoria dello scudetto. Adesso vado fuori io a prendere la maglia. Ecco, dai, vai. Vado a prendere la maglia. Vai a prenderla, che praticamente io invece introduco quello che è il Festival Rovigo Racconta, ma che sentirete sicuramente presentare in questi giorni anche meglio di me, ma che sicuramente tutti conoscete. Comunque si terrà questo fine settimana 2, 3, 4 giugno. E eccola la Rodigina Doc Manola, versione. Sei andata anche dove hai visto tu la partita, Manola? Al Battaglini l'ho vista la partita, al Tempio del Rugby. Al Tempio del Rugby, si vede la mia maglietta ufficiale del Rugby Rovigo? Sì, bravissima. Sotto c'è la tuta, vabbè, è lo stesso. Vabbè, insomma, l'importante è quello che si vede sopra, no? Che bello, emozionantissimo, Roberto, guarda. È stato emozionante. Io l'ho vista a casa, perché ecco, come dicevo, secondo me vivi in una città in cui il rugby, no? Se lo butti fuori dalla porta ti entra comunque dalla finestra, perché ci sei coinvolto, volente o nolente, insomma. Pensa che era la mia prima finale del rugby vista in presenza del Battaglini, l'abbiamo pure vinta. Ho portato fortuna, no? Io una volta l'ho vista. Lo dico così a tutti i rugbisti. L'ho vista anch'io una volta al Battaglini qualche anno fa, però l'esito insomma non fu piacevole. Prossimo anno, Roberto, io gli auguro ovviamente ai ragazzi del Rugby Rovigo che siano in finale, ma il prossimo anno l'andiamo a vedere live. Va bene. Prenoto. Firmata questa cosa. L'abbiamo detta in radio. Intanto venerdì 2 giugno, come dicevo prima, ci sarà l'inaugurazione di Rovigo Racconta alle 17:45 in piazza Vittorio Emanuele II, e poi subito una grande ospite che è Susanna Tamaro, che è l'autrice che tutti conosciamo, insomma, di Va dove ti porta il cuore, che meraviglia, che però dopo ha scritto tantissimi altri libri, e in pratica questo è Tutti abbiamo una stella. È vero. In caso di maltempo l'incontro si terrà presso il Cinema Duomo. Poi abbiamo alle 19:30 un altro grande ospite, Gerardo Colombo, presenta Fiammetta Benetton,
e alle 19:30 appunto in piazza Garibaldi, anticostituzione, come abbiamo riscritto in peggio i principi della nostra società. Anche questo è molto bello. Poi si prosegue ovviamente alle ore 21 con Avere Tutto, incontro con Marco Missiroli presentato da Valentina Berengo. Poi novità di quest'anno, ho visto anche sul sito che ci sono dei DJ set itineranti. Venerdì sera sarà in musica, ovvero la Vinyl Night. Sì. Ci sono DJ un po' in tutti i locali del centro di Rovigo, quindi dalle 22 all'1 si può fare il giro della città, ecco, più o meno più 8, poi Sestè, Caffè Garibaldi, Surlai, i Trani, Corsopolitan, Canevone, insomma sarà una tutto specie lì, tutto di movida, ecco, anche concentrata proprio nella nostra Rovigo. Quindi non dorme quest'anno Rovigo Racconta e non ci fa dormire. Non ci farà dormire, ma io sono molto felice. Poi sabato veramente si parte dalle 10:30 del mattino, si arriva fino a sera. Vuoi che diciamo qualche ospite? Sì. Fra l'altro vedo che ci sarà anche Magnificat con Sonia Angelo, Sonia che è stata Sonia. ospite da noi, sarà il 3 giugno alle 11:15 in sala della Gran Guardia, quindi se avete voglia di ascoltare, che la presenta Marcello Bardini, ovviamente quel bellissimo libro che è Magnificat, che parla di Polesine, parla di Po e parla di queste due meravigliose donne, Norma e Nilde. Sarà alle 11:15 in sala della Gran Guardia, poi tantissimi ospiti. A mezzogiorno Giardini di Piazza di Matteotti, mia mamma mi ha già detto che ci sarà, la Via dell'Equilibrio con l'incontro con Antonella Viola, la famosissima illustre immunologa che di Padova, se non ricordo male. Mi pare di sì. Che insomma si racconterà a Fiammetta Benetton. Poi veramente tantissimi ospiti nella 2 giorni, sì. Ricordo solo così per chi lo conosce, vado verso la sera del sabato, ci sarà verso pomeriggio Annalena con Annalena Benini, presenta Marta Perego, poi ci si sposta verso sera sul tardi, insomma dopo cena, ci sarà Max Angioni. Angioni con il suo spettacolo teatrale che è Arrivo perché sto facendo alle 18:15 mi piace molto perché c'è Patrizia Lachidara che è una meravigliosa cantante. Sai che l'ho seguita, la seguo su Facebook, ha partecipato anche a Tra Ville e Giardini diverse volte. Ha una voce meravigliosa e farà un incontro reading cantato, non vedo l'ora di vederlo. 18:15 Piazza Annonaria, e poi veramente ce ne sono tante perché sempre sabato Mezza mela, la bellezza di amarsi alla pari, incontro con Matteo Bussola, poi Caffè Royal, incontro con Marco Balzano in piazza Garibaldi, sempre sabato alle 17. Ora che ho incontrato Rosario Pellecchia alle ore 18 in piazza Garibaldi. E siamo solo alle 18 in piazza Garibaldi, per dire, perché poi ci sono altri impegni, altri appuntamenti per tutta la serata. Arriviamo veramente alla sera, al momento clou del sabato sera in piazza Vittorio Emanuele con Io ho un piano, quello che i bambini mi hanno insegnato sulla felicità, dagli slam del Kenya alle baraccopoli dell'est. Ci sarà un incontro al pianoforte con Pietro Morello e presenta Cristian Mascheroni. Io ho un piano perché obiettivamente ed effettivamente lui avrà un pianoforte con cui racconterà questo doppio senso, questa sua esperienza. Poi vedo che c'è anche la pausa pranzo di Rovigo Racconta, si fa al cinema, e che cinema poteva essere se non il Cinema Duomo di Rovigo alle ore 14 domenica. Wild Man, Fuga dalla città, per la regia di Thomas Donesco, che aprirà proprio Marta per il Perego. Rovigo Racconta, ok, tantissimi eventi. Comunque vi invitiamo a vedere, se non l'avete fatto, il sito Rovigo Racconta, e poi trovate le pagine social appunto nelle librerie della città. In contemporanea, in quel di Arquà Polesine, scoppia il Palio degli Occhi, tradizionalissimo del maggio arquatese. 2, 3 e 4 giugno, perché però insomma negli anni poi il maggio arquatese si è trasformato in un giugno, primi di giugno arquatese. Quindi tantissimi spettacoli di musici, sbandieratori, muse danzanti, sputafuoco, giullari. Ci saranno le 4 contrade dei Lanaroi, Redinari, Squari, Zestari che si
daranno battaglia e sì. si inizia venerdì 2 giugno proprio in contemporanea con Rovigo Racconta, per cui bisognerà dividersi, Roberto. Sì, esatto, uno va da una parte, un po' l'altro in qua, va, un dopo po' in là. ci si rincontra e si dice com'è andata, cosa Ecco, hai visto? facciamo Raccontami un foto, po', sì, ci esatto. racconteremo sui social. Venerdì 2 giugno alle 18 si apriranno taverne e spettacoli ovviamente all'interno del castello, del parco del castello di Arquà Polesine. Alle 21 ci sarà uno spettacolo che si chiama La forza degli elementi, in collaborazione con le scuole di Arquà. Partecipano in maniera straordinaria il giullar giocoso e la dama della luna, con esibizioni di fakirismo, equilibrismo e sputafuoco. E poi le meravigliose ombre luminose con lo spettacolo di luci e ombre, musici sbandieratori e muse danzanti. Sabato invece si apre sempre verso l'ora dell'aperitivo, quindi dalle 18 in poi. Sabato c'è proprio la festa delle contrade, quindi con i vari duelli, le varie investiture e poi si arriva con ovviamente la chiusura del sabato con le luci del castello, che c'è il tradizionale e immancabile spettacolo piromusicale della ditta Martarello. Domenica sarà la serata degli occhi e quindi il grande palio degli occhi, il corteo storico e poi la gara con gli occhi vera e propria, esatto. Si chiude ovviamente sempre con lo spettacolo di Martarello, che è da sempre una tradizione pirotecnica, esatto. Sì. E sempre sabato 3 giugno volevo che c'è altro da fare, come Roberto? dicevo nella prima parte, guarda, abbiamo un'inflazione di eventi a Rovigo. Sabato 3 giugno c'è l'Olympica Skaters che presenta il classico galà di pattinaggio artistico. Sono andato a vederlo qualche volta, bene. esatto. Con la partecipazione di campioni europei e mondiali. L'ingresso è gratuito, lo spettacolo inizia alle ore 20:45 appunto al palazzetto dello sport di via Mozart, che è quello di San Pio X, alla fine è sempre lì. Quindi galà di pattinaggio artistico sabato 3 giugno organizzato dall'Olympica Skaters. Poi lo annuncio già, ma avremo modo di promuoverlo anche la prossima puntata, il concerto di Gen Rosso, è The vero. Reason Concert, che si terrà invece domenica 11 giugno alle ore 21 in piazza Acosta, piazza San Giovanni Battista, e dall'11 giugno al 1 luglio poi ci sarà promossa da Costa Eventi e patrocinata dall'amministrazione comunale la classica fiera di San Giovanni Battista. È già ora della fiera di Costa. Che bello, oggi veramente siamo tornati indietro. Delle prime fiere che inaugura la stagione estiva, delle fiere che fortunatamente si riprendono un po' tutte quante in presenza dopo questi anni di tribolazione. Vedo che tu hai in mano Milani e io in mano Renoir. Bravissimo. Guardali là. Due mostre che si incrociano e si incontrano fino al 25 giugno. Io ho fatto un salto mentre voi presentavate il libro, ho fatto un po' di foto alla presentazione vostra, molto brava Manola. L'ho visto il dottor Giannese che sbucava dai portici. C'è una foto sui social delle foto di uno speaker che fotografa un altro speaker, esatto. Che fotografa il fotografo speaker. Ecco, visto che avevo mezz'ora di libertà, ho cercato di concentrare e ottenere il massimo e sono andato a vedermi la mostra di Virgilio Milani. Molto bella, stupenda, merita veramente la visita. E questa tra l'altro è una mostra di ingresso gratuito. È di ingresso gratuito, esatto. E poi invece resta anche Renoir, che invece non ho ancora visto e che spero di andare a vedere. Vai a vederla perché è veramente meravigliosa. Chiuderà il 25 giugno Renoir, l'alba di un nuovo classicismo. Non ci saranno in questo weekend per ovvie ragioni i laboratorio di incontri di approfondimento, perché la mostra ha preferito lasciare le visite classiche all'interno della mostra ed evitare di fare ulteriore aggregazione di esseri umani, che già Rovigo Racconta porterà veramente un sacco di ospiti. Bene, abbiamo detto tutto, ci manca solo il numero di WhatsApp se volete mandarci qualche messaggio, 351 8072 551, oppure la mail radiocolberovigo@yahoo.it. Noi rinnoviamo le congratulazioni alla nostra meravigliosa squadra di rugby che ha vinto il 14° scudetto e siamo campioni d'Italia. Bravi ragazzi, siete stati fenomenali. È stata veramente una grande partita, ho vista. Veramente hanno lottato con il cuore. Ho anche comprato la maglietta ufficiale, ve lo dico. Hai visto? Ha portato bene. Bene. Grazie e alla prossima puntata da Roberto Giannese. Da Manola Borgato. Un cordiale saluto, a risentirci. Ciao!